Zaia e ve lo mettiamo in diretta. Mandati oggi. Non te l'avevo mai visto qua. Benvenuti, buongiorno a tutti. Alcune brevi comunicazioni. Intanto grazie per essere qua e un ringraziamento per il grande lavoro che state facendo, perché poi questo punto stampa è diventato un appuntamento ormai che è consuetudine per i veneti per avere le informazioni. Diamo intanto i dati del bollettino mattutino. Sono 1937 i cittadini che sono positivi, 366 ricoverati, e in terapia intensiva abbiamo 119 persone, quindi 119 pazienti in terapia intensiva, 107 dimessi, quindi abbiamo già 107 persone che escono diciamo guarite dai nostri ospedali, 55 decessi. Allora, alcune brevi riflessioni. Vedevamo questa mattina i dati e vedendo i dati ne viene fuori che c'è la necessità di fare ancora appello ai cittadini. Non nego che c'è una timida risposta che potrebbe diventare anche importante, positiva rispetto all'atteggiamento che abbiamo tenuto. Ringrazio i veneti per aver ascoltato il mio appello. Le ringrazio veramente di cuore. E insomma è innegabile che la sera non ci sia nessuno per strada, che se togliamo il traffico che creano le aziende oggi ne abbiamo un esempio. Io sono venuto in macchina, ho fatto l'autostrada, sono entrato qui a Mestre, a Marghera oggi, l'ho fatta con assolutamente agilità, avrò incontrato 10 macchine da Conegliano a qui. Penso che i veneti stiano dimostrando un grande senso di responsabilità, di civiltà e di solidarietà. E io chiedo ai veneti di fare ancora questo sacrificio, di farlo ancora in maniera più severa, perché anche questa mattina in un incontro che abbiamo avuto... Che problema c'è? Si apri un po' al pulito. Scusate, anche questa mattina dall'incontro che abbiamo avuto... No, ma si sente. Anche questa mattina dall'incontro che abbiamo avuto con i massimi esperti, diciamo epidemiologi, coloro che studiano i virus, ne viene fuori che il tema della cura vera è quella dell'isolamento fiduciario. Siccome non sappiamo chi sono i portatori, fra virgolette, sani, cioè gli asintomatici che riescono a contagiare a loro volta 2,4 persone a testa, che a loro volta contageranno 2,4 persone a loro volta, capite che cresce la popolazione e cresce la diffusione del contagio. Per questo motivo dico, restate in casa, evitate di uscire se non ci sono validi motivi che sono quelli lavorativi o dei problemi, diciamo, indifferibili. Evitiamo, adesso il tempo per fortuna ci aiuterà, questo fine settimana non sarà bello, è brutto dire così, evitiamo tassativamente le passeggiate. L'appello che faccio ai veneti, stiamo andando verso il fine settimana, le passeggiate nel lungomare o altre robe del genere, perché comunque trasportate il virus e noi dobbiamo fare in modo che questo non accada. Quindi veramente un appello a tutti, siamo nel weekend, mi sento di dire fortemente evitate di fare, lo dico ogni volta, la cena di condominio, la divanata di condominio per vedere la televisione tutti assieme, la tombola, le carte, insomma tutte queste attività che non si fanno. Bisogna che i nuclei familiari restino quelli storici, in maniera tale che non si dia modo al virus di diffondere. Guardate che per assurdo, dobbiamo dirlo ai veneti, se il virus si trovasse da solo e non trovasse più un ospite nel quale entrare, cioè un corpo umano nel quale entrare, il virus sparisce con velocità. Allora vi chiedo questo impegno. Io penso che verosimilmente nel giro di 2 o 3 giorni avremo già l'esito del lavoro che stiamo facendo i veneti, e io, guardate, sono sicuro che se continuiamo così, quella maledetta curva che abbiamo nell'algoritmo con le proiezioni, che sappiamo che si può solo modificare con l'aiuto di tutti i veneti, perché i veneti sono la vera cura contro il coronavirus, ecco, la curva sono sicuro che inizierà a discostarsi da quella che è la proiezione. Discostarsi vuol dire lasciarci più tempo per curare i veneti ammalati
evitare di intasare gli ospedali e ovviamente far trovare un letto libero per tutti. Questo è quello che vi dico e veramente vi prego di seguire con attenzione tutte queste attività. Noi ci stiamo attrezzando con gli ospedali, con l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottacin, abbiamo visto anche stamattina il piano degli ospedali che vi presenteremo. Ovviamente è sempre in evoluzione perché comunque gli indicatori sono quelli di una prudenza estrema. Voglio ricordarvi che qualcuno ha visto che stiamo ripulendo e stiamo riattivando i vecchi ospedali. Lo facciamo ma con l'ottica ovviamente di avere prudentemente e sapientemente un magazzino o meglio una disponibilità di letti accessori, ma nel piano troverete anche questo, però è impensabile pensare che pazienti Covid, pazienti coronavirus possono andare in strutture che sono dismesse da anni, dove non ci sono impianti, dove non ci sono attività utili per curarli. Faccio un esempio. Il paziente coronavirus, a differenza degli altri pazienti in terapia intensiva, tira ossigeno 20-30 volte in maniera più importante di un paziente in terapia intensiva normalmente. Cosa significa? Che ci vogliono impianti degni di questo nome per l'ossigeno, perché altrimenti c'è la laminazione, come si dice tecnicamente, e gli impianti si congelano, non passa più l'ossigeno. Quindi voi capite che è impensabile utilizzare vecchie condutture di vecchi ospedali. Ovvio che teniamo, ovviamente, stiamo riattivando anche vecchie strutture perché potrebbero servirci per delle medicine, per altre attività che dobbiamo garantire come cura ai cittadini. Noi vogliamo fino in fondo non sospendere le cure. Vi ricordo che ieri abbiamo dato la lista delle attività che vanno in riduzione, ma il che significa che noi teniamo ancora aperte le sale operatorie per gli oncologici, per gli urgenti, il materno infantile non viene toccato. Oggi una signora mi ha scritto e mi ha detto ma è stata annullata la mia ecografia di controllo e sono una donna incinta. È grave che sia stata annullata, tanto è vero che vogliamo capire per quale motivo e per quale errore. Potrebbe essere perché forse l'operatore che doveva fare l'ecografia è positivo al coronavirus e quindi è in isolamento fiduciario, ma staremo a verificare. Niente panico rispetto al fatto che gli ospedali riescono a dare servizi, però questo accade solo se tutti ci mettiamo d'impegno. Se non ci mettiamo d'impegno, gli ospedali si intaseranno e a quel punto non ci saranno letti per tutti. Questo è quello che vi voglio dire. Faremo delle scelte importanti ovviamente sugli ospedali, cercheremo ovviamente di fare scelte prioritariamente dedicate a questi pazienti perché se avremo il picco della curva noi dobbiamo essere in grado di garantire le terapie intensive e semi-intensive in maniera performante. Altro aspetto che vi voglio affermare sono due cose che voglio ricordarvi. La prima è quella che, siccome mi scrivono in tanti rispetto alle aziende, a me risulta dalle informazioni che abbiamo che hanno fatto un tavolo a livello nazionale, sindacati, quindi parti sociali, governo e mondo datoriale, mi sembra di aver capito dalle informazioni che hanno confermato un'intesa sui dispositivi e su quant'altro. Lo dico perché molti cittadini sono ancora convinti che questa sia una facoltà della Regione. Non è facoltà della Regione chiudere le aziende e chiudere le scuole. Non è facoltà della Regione chiudere le aziende e chiudere le scuole. Il mio pensiero è che se non sono garantite al 100% le tutele sanitarie ai lavoratori, le aziende debbono essere chiuse. Ve lo riscandisco. Se i lavoratori non hanno la certezza di avere la messa in sicurezza, le aziende debbono essere chiuse. E quindi questo è un invito al mondo degli imprenditori, che so essere attento e responsabile in questo momento, di attivare ogni misura per mettere in sicurezza i lavoratori. Abbiamo poi nell'ambito delle imprese, lo dico a quelli che con molta facilità parlano senza ragionare, abbiamo nell'ambito delle imprese che non potranno chiudere mai. E sono quelle dell'agroalimentare, sono quelle del biomedicale, sono quelle dell'industria farmaceutica, che sono vitali per noi e conseguentemente anche tutte quelle della logistica che assistono queste imprese. Ma la Regione del Veneto e le regioni italiane non hanno la possibilità di chiudere imprese. Vi ricordo anche che gli accordi con il governo sono utili tali per cui si possono attivare gli ammortizzatori sociali da un dipendente in su, si possono attivare tutte le misure di tutela e ovviamente tutto quello che è previsto per le imprese.
Altro aspetto che vi voglio dire rispetto alle attività, c'è l'assessore Lanzarini, intanto le do queste che sono le misure che dovevi dire, le nuove misure, diciamo le nuove regole per identificare. Nel frattempo io vi dico un'ultima roba, quindi dopo l'assessore magari vi darà lettura anche delle attività che hanno fatto, era rimasta in mezzo alle mie carte. I tamponi. Guardate, noi non accettiamo lezioni da nessuno, perché siamo quelli che sono stati accusati per i tamponi. Io sono quello che ha voluto tamponare tutti i cittadini di Vo, oggi Vo è un case history. Vi dico che abbiamo fatto 29.000 tamponi a un'ora fa, adesso saranno già 30.000. Siamo la comunità che ha fatto più tamponi a livello mondiale. Vi diamo dopo una tabella nella quale il Veneto è primo, poi il secondo paese, visto considerato che vedo in qualche articolo, in qualche riflessione giornalistica che tutti citano la Corea viene dopo di noi, Veneti, poi questi sono dati ufficiali, poi c'è l'Islanda, e l'Islanda si inserisce come terzo posto per ovvi motivi, perché è piccola e facile da tamponare velocemente, la Lombardia, poi la Cina e dopo la Norvegia. Poi vediamo anche questa tabella, il dottor Parmegiani ce l'ha, ve la distribuisce, e vedete che il numero di tamponi per milioni di abitanti, e il primo posto è il Veneto con 4.817 tamponi ogni milione di abitanti. Questo per dire che noi la politica dei tamponi, ve lo ripeto, la vogliamo portare avanti. Abbiamo un progetto che presenteremo la prossima settimana di ulteriore aggressività rispetto ai tamponi. Avviso già i cittadini che faremo anche dei tamponi on the road, cioè li faremo fuori dai supermercati, al personale dei supermercati e altri, perché più positivi identifichiamo e più ne isoliamo, meno diffusione del virus abbiamo. Per ora questo sistema ci ha premiati, continueremo così. Ultimo aspetto, faccio anch'io appello a tutte le forze politiche affinché ci sia un lavoro di squadra. Noi lo stiamo facendo in assoluto, evitiamo ogni polemica, vedo che si sta lavorando, lo dico, mi rivolgo soprattutto a noi amministratori. Ringrazio tutti gli amministratori del Veneto che hanno dimostrato equilibrio, stabilità e senso di responsabilità. Tutti noi avremmo qualcosa da dire, no? Tutti noi, non solo il mondo degli amministratori della politica, anche i cittadini. Penso che in questo momento sia necessario chiudere le fila e lavorare tutti per lo stesso obiettivo. Lo dico perché non è facile neanche per noi lavorare e dedicare magari tempo prezioso a polemiche, polemichette o quant'altro. Non vogliamo fare i martiri, non siamo infallibili, non abbiamo la pietra, la sfera magica in mano, non abbiamo la pietra della verità, però possiamo dire che è fondamentale che si capisca che stiamo costruendo un percorso. Quando abbiamo iniziato questa vicenda, questa avventura triste, non esistevano linee guida. Vi faccio solo un esempio e scrivetele ste robe, che se qualcuno oggi venisse da noi a chiederci noi abbiamo in arrivo il coronavirus, che indicazioni mi dai? Guardate, io darei come indicazione attrezzati con le terapie intensive, l'avete capito tutti, no? Noi siamo arrivati a inizio emergenza, durante l'emergenza e tutto, e nessuno ce l'ha detto, ma abbiamo dovuto renderci conto strada facendo di questo, come la partita dell'ossigeno che fa gelare i tubi piuttosto che altre attività. Per cui qualcuno dice che è stata importante l'esperienza della Cina. Ho l'impressione che per qualcuno sia stata importante per andare in televisione e basta, visto e considerato che a noi grandi indicazioni poi non ce ne sono arrivate. Anzi, qualcun altro fa il bilancio delle dichiarazioni del governatore piuttosto di qualche altro collega e dice diceva che era simile influenzale, poi hanno detto no panico, poi ecco, tutte queste cose le abbiamo sempre dette in base a quello che ci veniva detto dalla comunità scientifica. Non è una giustificazione, rifaremo tutto quello che abbiamo fatto, però è un percorso che abbiamo fatto assieme a voi e voi siete stati testimoni di quanto sia stato impervio questo percorso, che ad oggi premia la Regione Veneto per le scelte che ha fatto. Domani è un altro giorno. Passo la parola all'assessore Bottacin e poi all'assessore Lanzarin per le misure. Senza toccare i microfoni, basta che Sì, io cedo il posto a Bottacin. non ne ha fatto l'altro giorno.
Sono bravi i miei assessori. Velocemente, noi garantiamo il supporto in modo particolare logistico e a tutto quello che serve per la sanità e per le amministrazioni comunali. In questo momento abbiamo 187 squadre, quindi centinaia di volontari che sono sparsi sul territorio, che stanno operando su diversi fronti, dall'informazione alla popolazione, al trasporto di materiale sanitario, ma non solo. Abbiamo montato... Sei lento? Abbiamo montato già 88 tende presso le principali strutture ospedaliere, ne abbiamo altre oltre 55 mi pare, ma ne abbiamo recuperate anche altre 40 che sono in viaggio, stanno arrivando a Padova grazie appunto con i mezzi dei volontari della protezione civile. Garantiamo anche supporto alla sanità nelle operazioni di pre-triage fuori dagli ospedali e supporto agli aeroporti attraverso la Croce Rossa in modo particolare, ma anche altre associazioni di volontariato, e garantiamo supporto anche come diceva il Presidente, nei sopralluoghi di verifica di eventuali aperture di ospedali nel piano che sarà presentato penso nei prossimi giorni. Grazie. Assessore Lanzarin. Sì, allora, come diceva il Presidente, siccome abbiamo visto che l'arma più vincente che noi possiamo avere è quella del contenimento, i servizi i dipartimenti di prevenzione già da ieri insomma, hanno dato indicazioni appunto rispetto alle indagini epidemiologiche che ogni quindi Dipartimento di Igiene Pubblica su ogni USL e rispetto appunto alle persone a cui fare i tamponi, allargando quindi lo spettro e la rete, come diceva il Presidente, non solo più ai contatti diretti ma anche agli contatti occasionali. Questo perché abbiamo visto anche dal progetto che è stato fatto a Vo, quindi il secondo giro di tamponi, che sono stati trovati 8 persone positive asintomatiche che quindi non sapevano di essere positive ma continuavano a girare, quindi isolare queste persone e poi una volta trovate metterle in isolamento fiduciario a casa permette di contenere il contagio, quindi già i servizi di prevenzione stanno facendo queste operazioni cercando di allargare quindi i cerchi, quindi per cerchi diciamo anche concentrici rispetto appunto al contatto iniziale, quindi non solo i contatti diretti ma anche i contatti occasionali. Come diceva il Presidente, poi stiamo ragionando anche su categorie specifiche di persone e quindi quelle che possono essere più esposte, più a contatto con la popolazione, sempre nell'ottica di contenere e di creare questa cortina di protezione rispetto alla diffusione del virus. Un'altra cosa vi annuncio, noi da ieri abbiamo proceduto a inviare ai sindaci, perché sono loro che per competenza i nominativi dei positivi nel proprio comune. Questo perché chiaramente ci devono aiutare in quello che è il sistema appunto di isolamento fiduciario, poi noi facciamo, voi sapete, quando c'è appunto l'isolamento fiduciario con assistenza attiva, le chiamate una volta al giorno per capire la misurazione dei sintomi e quant'altro, ma i sindaci, quindi le comunità diventano importanti, non solo perché possono conoscere e quindi capire se ci sono comportamenti anomali e non consci, ma anche per, se questi sono anziani, hanno bisogno, non so, che qualcuno gli porti la spesa, che qualcuno gli porti i farmaci, eccetera, non si muovono di casa, quindi anche per mettere in atto tutte quelle azioni che sappiamo, e quindi è l'occasione anche per ringraziare insomma i tanti volontari, le associazioni di volontariato, i giovani insomma che abbiamo visto portano la spesa alle persone anziane che sono a casa, insomma credo che sia un bel segnale, un bel gesto che ancora insomma mette in evidenza come il nostro sia una regione fortemente insomma solidale, ma soprattutto con il volontariato nel DNA. Queste sono le cose principali, mi sembra sottolineare. Volevo infine ricordare di ringraziare, e lo faccio a nome di tutta l'amministrazione, penso anche a nome dei veneti, tutti i sanitari, tutti coloro che lavorano, non smetteremo mai di ringraziarli, anche perché insomma la situazione è tragica, è pesante, non vorrei che qualcuno pensasse che questa, siccome c'è sempre qualche terrapiattista, qualche complottista che pensa che questa sia tutta una farsa, purtroppo non lo è. Il numero dei morti ce lo dice quotidianamente che non è
non è una farsa, perché quando tu hai 55 persone che sono decedute a causa di questo virus te la dice lunga. Noi continuiamo ad andare avanti, continuiamo con la sperimentazione, vi ricordo che dalla prossima settimana siamo nel vivo della sperimentazione del nuovo farmaco, continuiamo ad andare avanti con anche incontri peraltro con la delegazione di medici cinesi che hanno vissuto l'esperienza di Wuhan, perché è fondamentale capire anche loro che osservazioni hanno. È tutto un lavoro che, ve lo dico con sincerità, io speravo l'avessero fatto in maniera preliminare quelli che dovevano farlo, ma a questo punto ne prendiamo atto e capiremo fino in fondo se c'è qualche altro accorgimento. E infine i materiali. Allora, i materiali, voi vedete che siamo senza mascherine, io dico sempre che utilizziamo la mascherina, chi ce l'ha fa bene a utilizzarla. E io dico, per un fatto anche di solidarietà, lo dico, finché non riesco a mettere in piedi un sistema per cui mettiamo nelle condizioni i veneti di utilizzarle, cerchiamo di dare anche questo segnale. È ovvio che la mascherina serve, è ovvio che la mascherina serve. Mascherine non ce ne sono. Noi stiamo comprando dal Sudafrica, dall'America Latina, dall'India, ma adesso chiudono le frontiere, dalla Cina, dappertutto, però con moltissime difficoltà. Ovviamente le compriamo per rifornire i nostri sanitari, questo è fondamentale. Vedo che qualcuno si avventura a dire che non ci sono le mascherine perché non ci siamo preoccupati, e spiegateci perché non c'è nessun negozio che riesce a dare mascherine, spiegateci perché tutti i paesi del mondo non trovano mascherine. Tant'è vero che ci stiamo attrezzando per fare in modo di vedere se riusciamo a produrre qualcosa di innovativo da buoni veneti in alternativa a quello che non c'è. Perché questa è la triste verità. Mancano respiratori. Questa notte abbiamo forse trovato una fornitura di respiratori meccanici che salvano la vita in Svizzera. Mancano attrezzature di vario genere, quindi sappiate che l'emergenza è un'emergenza mondiale, è una pandemia. Avete visto che ieri anche gli Stati Uniti hanno dichiarato lo stato di emergenza. Vedete che un po' come i tappi delle bottiglie che saltano, paese dopo paese dichiarano lo stato di emergenza, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania e così via. Quindi mettiamoci nell'ordine d'idea di capire che adesso siamo durante il mare grosso, cioè la nostra nave arriverà in porto, salverà i veneti e lo faremo bene, però adesso avremo mare, quindi restate a casa, non andate fuori, fate tutte le attività che si possono fare in casa, ma non evitate in maniera tassativa di avere contatti. Fidatevi, perché questa indicazione ci salverà la vita. Domande? Poche, poi... Prego. Velocemente, prima abbiamo incontrato in uscita il professor Crisanti, che avete ovviamente visto. Volevo capire una cosa, Presidente, per quel che riguarda l'implementazione dei tamponi da cui sottoporre la cittadinanza. Cosa si può dire? C'è la possibilità nei prossimi giorni, da lunedì, leggevo un'agenzia, poi non so quanto veritiera, di moltiplicare in modo considerevole questa pratica anche per appunto scovare asintomatici, per diciamo allargare la possibilità di isolare chi ha problemi. Noi vogliamo partire con un progetto imponente, lo incrementeremo giorno dopo giorno e ve lo presenteremo ufficialmente la prossima settimana. Aggiungiamo anche che anche sul fronte del kit del tampone ne abbiamo comprati 100.000, ma ne sono arrivati 10.000, perché poi dovete entrare nell'ottica del fatto che ormai si chiudono tutte le frontiere. Allora, per questo posso dirvi che siamo già organizzati per farci il kit in casa, perché noi siamo veneti, non stiamo lì a aspettare che venga la pioggia, perché se non arriva la prendiamo da qualche altra parte l'acqua. Si può parlare della possibilità di farne migliaia al giorno? Sì, questo ve lo confermo. Passare, che so, da 2.000 a 10-15.000. Questo ve lo confermo. Vi daremo i dati. Un'altra cosa, non so se lei Presidente o l'assessore Lanzarini, quando si parlava di fatto ospedali da riempire in parte, tutto da Sì. adattare per ospitare malati, volevo sapere quanti prevedete, perché io ho visto un po' a spot, che so, Isola della Scala piuttosto che Zeli, e cosa
Guardi, noi contiamo di avere un centro coronavirus per provincia, però non è che Isola della Scala diventa centro coronavirus piuttosto che un altro. Adesso noi stiamo chiudendo la programmazione, ce l'abbiamo già scritta, ma vogliamo anche avere un ritorno da chi ha fatto i sopralluoghi. Escluderei che ospedali riaperti, chiusi da molto tempo, possano essere dedicati a terapie intensive, perché noi abbiamo bisogno di impianti. Per cui può capitare nel territorio veneto che ospedali, diciamo, più in linea, più nuovi, più recenti, vengano dedicati al corona, e eventualmente, diciamo, la cura, diciamo, quella della degenza normale, venga gestita con altre soluzioni. Però la nostra idea ad oggi è sempre quella di non arrivare, sarebbe l'estrema ratio, al padiglione piuttosto che all'ospedale del campo esterno. Però dovrebbero ospitare malati di coronavirus queste strutture. Dipende dalle strutture, dipende, perché ce ne sono alcune talmente recenti che hanno tutto funzionante, altre che obiettivamente, al di là che poi avremo sempre gli esperti che sanno tutto ma che stanno a casa sul divano, alcuni hanno ad esempio degli impianti che non vanno bene per questi pazienti. L'ultimo flash per me, per quel che riguarda la questione terapie intensive, ad oggi come siamo messi? Anche in previsione di quello che sta succedendo come casi a cui rispondere. Siamo messi che in questo momento siamo preoccupati della partita, è fondamentale che i cittadini si mettano d'impegno, in questo momento la situazione è gestibile, dopodiché ovviamente più aumenta l'accesso in terapie intensive, più si andrà a comprimere l'attività ordinaria degli ospedali, e dopo aver compressa tutta l'attività ordinaria si dovranno attivare nuove terapie intensive che abbiamo già in essere. L'ipotesi di riaprire reparti o ospedali dismessi è un'ipotesi, come dire, teorica oppure è veramente in agenda? Allora, presenteremo il piano quando sarà perfezionato. Sarà perfezionato non perché non abbiamo le idee chiare, ma perché vogliamo avere l'esito di tutti i sopralluoghi, le visite e della prova della messa in moto di queste strutture. Alcune sono più recenti, altre meno recenti. Non riusciamo a dirvi tutti quelli che vengono messi in moto vengono dedicati al coronavirus e gli altri no. Vi diciamo che a seconda dei territori, in base a quello che abbiamo, decideremo poi come destinare il coronavirus. Quanti ospedali sono in ballo? Diciamo? Basta, nel senso che non stiamo presentando il piano. Grazie. L'altra domanda. Ieri avevi accennato alla possibilità di attrezzare un volo per la Cina, se c'è la possibilità. Stiamo ancora vedendo di riuscire a farlo. Non è facile, ma stiamo ancora vedendo di riuscire a farlo. Non è tramontata questa soluzione. E per quanto riguarda, diciamo, le mascherine made in Veneto, là c'era un problema di autorizzazione ministeriale? Una ce l'abbiamo e ce ne manca un'altra, diciamo che è una soluzione alla quale stiamo lavorando, la sta seguendo l'assessore Bottacin per le autorizzazioni, e siamo a buon punto, nel senso che se abbiamo l'autorizzazione noi siamo in grado dopo qualche ora già di iniziare la distribuzione, perché siccome siamo sempre avanti abbiamo già anche prodotto. Allora, io cominciamo con i colleghi che si sono prenotati dai giornali, ringraziandoli e scusandoci di nuovo per questa artigianalità di processo. Piero N, giornale di Vicenza, il trend dei contagiati e malati continua a confermare gli algoritmi che regolano. Ho già risposto prima. Quanti ex ospedali veneti abbiamo Ho già risposto. È previsto di trasformare, abbiamo già risposto. Avete numeri, questo non è stato detto, che indicano che si abbassi l'età media di chi viene ricoverato? Abbiamo numeri che dimostrano la trasversalità delle età e quindi delle classi di età tra i contagiati, per cui anche questa leggenda metropolitana se ne sta pian piano andando del fatto che si ammalino solo le persone anziane. Quindi ancora di più chiedo l'impegno ai ragazzi di non andare a fare feste, a far passeggiate, riunioni di gruppo,
cene di gruppo perché sarebbero letali per la diffusione del virus. Verranno annullati subito, questa è l'ultima domanda, anche i laureati freschi in medicina e infermieristica? Diciamo che tutti quelli che si possono arruolare si arruolano, nel senso che anche questa mattina mi ho fatto un incontro con il professor Merigliano, che è il presidente della scuola di medicina, e si va in questa direzione, quindi stiamo lavorando tutti per lo stesso obiettivo. Passiamo al collega Bonet. Sì, abbiamo anticipato le lauree, fra l'altro, delle professioni infermieristiche. Il collega Bonet del Corriere del Veneto chiede cosa ne pensa dell'eventuale slittamento delle elezioni. Che non è nei miei pensieri in questo momento. Due, parzialmente lei ha già risposto, chiusura totale delle fabbriche sarebbe forse la soluzione migliore, ma mi pare che abbiamo... Ho già risposto? Ci sono novità col governo sulla chiusura dei confini? Non ne so nulla. L'ultima è la collega Nicolussi Moro, chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno ma non credo, la collega Nicolussi Moro vuol sapere, la dottoressa Catalani ieri sera al TG1 ha detto che l'onda piena di ricoveri è prevista per 20 giorni, si comincia a far fatica anche per gli infettivi? Intanto questa è tutta una catena, nel senso che infettivi, semi-intensiva e intensiva sono dei processi che vanno sono di pari grado e a pari passo, per cui è inevitabile. La dottoressa Cattelan ha dichiarato, perché l'ho vista anch'io l'intervista, ha dichiarato: ci aspettiamo quella che definiscono, le parole sono state, cito testualmente, definiscono l'onda di piena, cioè noi definiamo l'onda di piena in base ai modelli, perché anche la dottoressa Cattelan è informata in base ai modelli. Sì, ma abbiamo aumentato i posti sulle intensive, sulle infettive. L'ultima domanda della collega Nicolussi Moro, anche in Veneto i colleghi degli altri reparti vanno in ausilio ai reparti di malattie infettive come in Lombardia? In questo momento praticamente no, nel senso che in questo momento tutti i sanitari sono ovviamente impiegati nelle loro attività. Ovvio che in un caso di emergenza totale si rivedono anche i ruoli. E in Lombardia, ne parlavo stamattina in videoconferenza, si parla di oculisti, di pediatri che vanno in intensiva a dare una mano. Addirittura la Lombardia ha preparato un modello di formazione che fra l'altro è stato diffuso dal comitato tecnico di 8 ore e mezza di formazione di medici per poi portarli nelle terapie intensive. Per quanto mi riguarda ho concluso. Sì, l'ultima poi vado. Ho visto meglio la tabella che avete distribuito sulle percentuali di tamponi, insomma. In questa vedo che la Lombardia è al quarto posto. Per l'Emilia Romagna c'è pure il dato? No, non abbiamo il dato. Questo qua fra l'altro è una tabella ufficiale, quindi è stata diffusa con i primi. Non so dove si inserisca l'Emilia Romagna, ma immagino che se non è su sta tabella è fuori da quel parametro, è sotto. È una tabella ufficiale questa qui, non l'abbiamo fatta noi. Noi vi diamo solo il nostro parametro e via. Prego. Di fare interviste in questo modo ormai purtroppo. Prego, buongiorno. Abbiamo il mezzo fucile. Il mezzo fucile, se puoi farla così è meglio. Va benissimo. Chiedo scusa, noi stiamo facendo una diretta. Si figuri. Per non disturbare, non siamo rimasti qua dentro. Qual è la situazione, governatore, oggi? All'inizio di questo corso mi sembrava moderatamente ottimista rispetto al comportamento dei cittadini veneti. Se i veneti continuano così, forse riusciremo fra 3 o 4 giorni a avere dei dati che ci possano anche cominciare a dire se c'è una timida luce in fondo al tunnel. Però è fondamentale non abbassare la guardia. Questo è in assoluto fondamentale. Restare in casa, non uscire se non per motivi indifferibili, come dice il decreto. Ieri siamo stati all'ospedale di Padova dove si stanno dando molto da fare per creare nuovi posti di terapia intensiva. E qual è la situazione in tutta la regione rispetto alle rianimazioni? Tutti gli ospedali si stanno dando da fare sul nostro mandato di creare le terapie intensive, tanto è vero che noi stiamo comprando anche macchinari per attrezzare i nuovi letti, perché ad ogni letto nuovo di terapia intensiva significa avere quantomeno un monitor e un respiratore meccanico, e questi non si trovano facilmente sul mercato. Stiamo incrementando sempre di più. Oggi possiamo dire che verosimilmente abbiamo
abbondantemente raggiungiamo gli 800 posti a livello regionale. Che autonomia ha il Veneto ancora prima della saturazione? Se i veneti non si danno da fare con l'isolamento fiduciario, non rispettando le regole, poca. Se invece rallentiamo la diffusione del contagio e quindi la velocità diminuisce, noi abbiamo modo di respirare di più con le terapie intensive e di curare bene tutti i veneti. A oggi quanto sarebbe l'autonomia, Presidente? Beh, ad oggi dipende da come cresce la curva, perché se la curva in questo momento abbiamo 117 persone in terapia intensiva e 366 persone ricoverate, quindi semi-intensiva e in malattie infettive. È fondamentale capire la velocità del contagio. Più tamponi, come dice il virologo Crisanti? Beh, sì. 15.000 tamponi anche da Sì, ma guardi, la politica dei tamponi noi non l'abbiamo mai abbandonata e nasce in Veneto. E mi fa piacere che il professor Crisanti confermi da sempre la buona attività del Veneto nel momento in cui noi abbiamo scelto di fare tamponi quando le direttive nazionali prevedevano di non fare tamponi. Le ricordo che se oggi abbiamo un case history a Vo con 2 serie di tamponi, quindi oltre 6.000 tamponi fatti a Vo e quindi un grande esperimento scientifico, lo dobbiamo al fatto che noi abbiamo deciso di fare i tamponi. Si arriverà anche a 15.000 al giorno con un intervento da parte di un imprenditore che vuole rimanere anonimo, è così? Beh, insomma, guardi, di imprenditori ce ne sono tanti, però è pur vero che queste attività le sostiene tutta la Regione del Veneto. Grazie. Grazie. Questo il Presidente della Regione Veneto, un punto fondamentale, se possiamo ricavarne uno, Veneti state facendo molto, vi ringraziamo, ci sono dei timidi segnali di qualcosa che forse si può rallentare, però in questo momento non basta ancora quello che state facendo, bisogna ancora fare di più, seguire ancora più alla lettera tutte queste indicazioni. Tanto per dirvi, una delle cose che ci è arrivata che oggi, al numero che vedete in sovraimpressione, che vi invitiamo a continuare a utilizzare per mandarci SMS, WhatsApp, foto e così via. Dice, ma migliaia di sportivi si chiedono perché non è consentito andare a fare una salutare passeggiata in zona Prealpi, Cansiglio, Grappa, Asiago, invece di stare in città e parchi affollati, tanto per dirvi, semplicemente non dovete stare nei parchi affollati, tanto sono chiusi o li chiudono, non potete farlo e non potete andare a fare passeggiate. Il concetto di passeggiata, di sgambata, non c'è assolutamente, non c'è assolutamente. Ne parliamo e vediamo altri messaggi dopo la pausa pubblicitaria.